Gentili telespettatori, benvenuti a questo appuntamento di periodo natalizio e quindi cogliamo l'occasione intanto per fare gli auguri a tutti i nostri telespettatori, agli editori, al direttore, ai tecnici di Teleagassi. Intanto però parleremo abbondantemente di attività teatrali del Natale. Ci stiamo occupando di tante attività teatrali. Intanto ricordo che venerdì prossimo avrà luogo il terzo appuntamento della terza stagione teatrale del Teatro alla Camera, la Circolo Empedocleo, di cui parleremo poi in seguito, con lo spettacolo Natale in Zonghi 2018. Uno spettacolo diciamo di dimensioni internazionali, nel senso che recuperiamo non tanto i canti della tradizione siciliana, che pure ci sono, ma i grandi canti della tradizione internazionale, dalla Felice Navidad di José Feliciano a Piazzolla, a Elvis Presley, insomma un mondo un po' più largo rispetto all'illustrazione. Abbiamo moltissimi ospiti e moltissimi argomenti. Come avete già inquadrato accanto a me, tutti i maestri. Il maestro Franco Sodano, vecchissima e antichissima presenza storica ad Agrigento, sia perché è componente fondamentale di Dioscuri, sia perché fa tante attività teatrali. Intanto presento gli ospiti, se allarghiamo la telecamera accanto a Franco Sodano, la giovane, ecco, una giovane generation, Giovanna Messina, che è regista e forse direttore artistico del gruppo I Segnatori. Mentre ritroviamo sempre più giovane il nostro grande attore Pippo Alvaro, che ha fatto con noi tantissime esperienze nel secolo scorso e forse qualche secolo fa. Lo stesso Alfio Russo, che conoscete benissimo perché è il nostro ospite spesso a Teleagassi. Maria Grazia Castellana, la nostra giovane attrice di livello internazionale, essendo stata in tutta Europa, a Stoccolma, Oslo, Malta, è tornata a Malta. Il vecchio grande, vecchio veramente, per i capelli bianchi, Pepe Capanzano, uno degli attori più prestigiosi della nostra tradizione, ricordo un laudisio eccezionale al Consiglio Militare. E il decano Alfonso Marchica. Siccome dobbiamo parlare di molte cose, iniziamo subito con Franco Sodano, così ci passiamo il microfono. Dunque parleremo di teatro nel periodo natalizio. E intanto vediamo, tu sei presente nelle diverse vesti di attore e regista, ma anche di componente dei Dioscuri. Certo. Parliamo di teatro allora, vediamo qual è il tuo programma in questo Natale agrigentino? Io rappresento assieme a Pippo Capanzano Pipino il Breve, l'opera di Toni Cucchiara che ha riscosso tanto successo nel mondo, della quale sono stato coprotagonista assieme agli altri Dioscuri, Giovanni Lobrutto, Giovanni Gallo, Edoardo Cicala, anche Enzo Gambino per un periodo. Abbiamo girato tutto il mondo. Nella seconda parte invece presenterò Bello Bello Bello, che è uno stralcio del mio spettacolo teatrale con la regia di Enzo Cordaro, che proseguirà durante la serata con l'evento concerto dei Dioscuri. Nella stessa serata? Nella stessa serata, sì. Capito. Una serata a composizione. Una serata abbastanza importante, sì. A composizione. Senti, ma tu hai una grandissima esperienza, lunghissima esperienza di attività, hai iniziato negli anni 70. Sì. Sì, negli anni 70. Ricordo che Edoardo Cicala e Giovanni Lobrutto vennero da me nel 73 al Cabarone, il nostro locale, si sono proposti come folk singer. Naturalmente sì. L'ho sentiti e li ho apprezzati subito. Questi lunghissimi anni di attività, io considero che la cultura della tradizione popolare un po' si è allentata rispetto alla grande tradizione degli anni 70 e i primi degli anni 80. Quello sicuramente, perché c'è stato un momento un movimento culturale, giovanile allora, di ragazzi che contestavano tutto e si sono avvicinati un po' alle cose alternative, e la musica popolare era una di queste cose sicuramente. Poi si è allentata, diciamo, la nostra. Ma forse tu non c'erai a quel tempo quando abbiamo fatto le manifestazioni San Calogerine, sì. E abbiamo raccolto il meglio della cultura popolare da Ignazio Buttita, Ignazio Russo, Rosa Palisseri, Enzo Lauricella, sì. Bernardino Giuliana, tutti i grandi amici, grandissimi protagonisti della cultura
popolare. Sì, devo dire che c'era un fermento importante verso queste iniziative. Oggi un po' si è affievolito. Si è un po' affievolito dalle nostre parti, si è rafforzato invece dalle parti del Salento, dalle parti della Calabria, sì, dove con la pizzica hanno riscoperto un po' la musica popolare che tanto ricorda anche la nostra. In fondo, tra la pizzica e la ritmica del folklore siciliano, la differenza è proprio pochissima. Molto vicino. Sì, è una questione di battute, ma non... Ma anche la tarantola della Puglia, sì, tutto qua. Sono stati bravi a pubblicizzarla, insomma, nei canali, con i canali giusti e nei posti giusti e nei momenti giusti. Beh, questa è la posizione della cultura popolare siciliana nel quadro nazionale e internazionale. Ha sempre subito o la prevalenza della cultura napoletana, come sì, all'inizio sì, con la nuova compagnia. In questo periodo ci sopravanza la cultura pugliese e calabrese. Però poi ne parleremo ancora, vorrei sentire, però andiamo nell'ordine, poi faremo ordine sparso. Giovanna Messina si presenta, da quanti anni fai attività teatrale? Allora, io faccio attività teatrale da 2 anni. Ecco, quindi sono proprio esordiente, come dici tu, sono proprio esordiente. Cioè ma dimmi una cosa, come mai sei arrivata all'esperienza del teatro? Allora, cosa ti mancava nella vita per scegliere questa attività, che comunque è un'attività durissima? Allora, nella vita sinceramente non mi è mai mancato nulla, ringraziando Dio, però questa è un'attività che ho sempre avuto nel sangue, che me la porto fin quando ero ragazzina, quindi poi chiaramente i risultati che penso magari siano ottimali è il pubblico che dirà se sono effettivamente tu avevi già fatto qualche esperienza sulla scena a scuola, non so, sì, qualche esperienza ti ha spinto poi a scegliere? Parecchie esperienze sotto questo aspetto. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare, passa il microfono, il maestro Pippo Alvaro, che è stata una fortuna perché Pippo ha grande tradizione. Ricordavo l'altra sera che Pippo è stato uno dei protagonisti del teatro degli anni 70-80, poi un po' si è ritirato o si è scomparso per ragioni credo personali, e ora lo ritrovo sempre ringiovanito e ringalluzzito. Pippo, tu cosa fai in questo grande kermesse natalizia 2018? Cosa proponi e come ti proponi? Allora, io non faccio niente di particolare se non fare parte della Compagnia dei Sognatori, nella quale mi sono ritrovato per caso, perché una circostanza mi ha portato a parlare con un collega di lavoro, nel senso che adesso lavoriamo insieme, mi ha proposto di entrare in questa compagnia. Io sono ben contento di essere parte di questo progetto. Questo è un progetto che ho scoperto da pochissimo, perché a me piaceva recitare in italiano, come tu sai, ma scoperta l'identità siciliana, non tralasciando ovviamente tutto quello che è la recitazione italiana, ma il riscoprire l'identità siciliana, quindi la recitazione siciliana, mi ha dato delle soddisfazioni che mi sono mancate nell'arco della mia carriera, che non è stata... A proposito della carriera, Pippo, ti volevo chiedere, quali ricordi hai di questo passato teatrale, anche di teatro leggero, ma anche di teatro impegnato, degli anni 70-80? Ti è rimasto dentro qualche personaggio specifico? Allora, io ho 2 personaggi a cui sei legato. A cui sono molto, molto legato. Uno di questi 2 personaggi è l'avvocato Malogioglio, che credo 3 o 4 anni fa... Avete realizzato come filmato, mi pare, sì, no? Come con filmato, Massimo Puglisi. Con Massimo Puglisi. Ma perché sentivo parlare papà di questo personaggio... che tu non hai visto sicuramente. Noi forse, io l'ho visto. No, io non me lo ricordo assolutamente, però ho fatto delle ricerche, ho parlato con i suoi parenti per capire come fosse, come in famiglia, come fosse poi voglio fuori. ricordare, perché noi abbiamo fatto molta attività, anche tu, per lettura grigentina all'Auditorium Amici, che era di Gigi Malogioglio, nipote dell'avvocato Malogioglio. E l'altro personaggio quale? L'altro personaggio è un personaggio che feci in una commedia musicale
ambientata a Costantinopoli. Ah, sì, sì, il vescovo di mi Costantinopoli. pare che c'era Carenza, no? Il giovane Sì, Carenza, era suo. ma c'era Alfonso, C'era era pure il vescovo Alfonso. e c'era lui che faceva il vescovo, Vabbè. ma questo era un personaggio C'eravamo tutti, particolare. avevo fatto le basi musicali. esatto. Sì, Sì. sì. Ah, sì, Io sì. a Catania avevo registrato le basi musicali assieme agli altri di Oslo, certo. avevamo collaborato insomma. Grazie Pippo, ora torniamo. Sì. Sentiamo Alfio invece. Alfio si propone come il protagonista storico e regista della Giara, in chiave piuttosto musicale quest'anno. E allora la Giara cosa rappresenta nella tua lunghissima carriera di attore? Tu quando hai iniziato, ti ricordi gli anni in cui hai iniziato? Io ho iniziato a recitare, diciamo, all'età di 12 anni, dai Salesiani. Ah sì, vabbè, quello è stato un po', come dire, l'area di parcheggio e di inizio di tutti. L'inizio. Poi ho avuto la fortuna di abitare al villaggio Peruzzo, dove sono stato l'artefice, diciamo, del teatro in quella zona. Per anni abbiamo avuto un gruppo meraviglioso, splendido, tutti ragazzi che per In la che prima periodo volta... siamo? Anno 1900? 1966, 67 una e bellissima- così una poi bellissima- avanti. Più di, diciamo, 50 anni fa quasi, Quasi, sì. No, Ci siamo, cioè, 50 più anni di fa. 50 anni, Allora, dimmi una 52, cosa, 53 tu anni. proponi la Giara con il nostro Pirandello Festival e le date ce le dai, i due appuntamenti della Giara e le ricordiamo al pubblico. E le date prossime sono il 27 qua ad Agrigento e il 29 Palacongressi, al Palacongressi e il 29 a Naro. Andiamo per i contemplativi. Bene, d'accordo, ora ritorniamo al tuo personaggio di Seddima e di Don Lollò, che questa è una storia bellissima di carattere internazionale, poi diremo che la porteremo all'estero. Maria Grazia, a proposito di carattere internazionale, invece è la nostra giovane attrice internazionale. E allora Maria Grazia ci parlerà. Siamo stati noi, ma non Maria Grazia, in periodo natalizio a Varsavia, un'esperienza bellissima, però con Pirandello, una performance con Pirandello. E poi siamo stati, ma era periodo natalizio, era il 13 di dicembre a Savona e sì, si è fatto il compleanno, ma neve altissima, no, esperienza bellissima ma molto tribolata. Maria, allora, tu cosa hai proposto in questo tuo itinerario internazionale? Mi ricordi i personaggi? Sì, allora siamo stati a Malta, a Stoccolma e ad Oslo con Pirandello in occasione del 150° anniversario della nascita di Luigi Pirandello e in quell'occasione in tutte le sedi, sia a Malta, da dove poi tutto ha avuto inizio, e poi in Scandinavia, a Stoccolma e ad Oslo, ho proposto Ersilia Drey, protagonista Tu di naturalmente Vestire gli recitavi in ignudi. italiano, no? Sì. In italiano. Con la presentazione in inglese facevo io con Sì, l'interprete in realtà accanto. era un format. E quali personaggi hai presentato? Sempre lo stesso personaggio o hai cambiato? No, rappresentando Pirandello a Malta, Stoccolma ad Oslo ho sempre proposto Ersilia Drey da Vestire gli ignudi. Mentre Poi tornando a ultimamente, Malta? tornando a Malta con Sciascia, ho proposto Pellegrina Vitello da Morte dell'Inquisitore fra Diego Lamatina. Senti, ma tu fai questo programma internazionale in lingua italiana, però hai fatto a Malta Pellegrina Vitello in dialetto. In italiano arcaico, diciamo così. Sì, una lingua- arcaico, perché italiano è un arcaico più documento che di Sciascia non era un del siciliano 1600, sì. del Ora ti 1600, sì. ritrovo invece, sei come noi, col Pirandello Festival, Sì. come collaboratrice artistica della Giara. Ecco, questo passaggio alla cultura di Pirandello dotta alla cultura popolare, che Pirandello amava moltissimo, che sensazione ti dà? Nuove sensazioni, nuove emozioni, nuove suggestioni? Personalmente, nella mia qualità artistica, preferisco e amo interpretare assolutamente personaggi drammatici. Allora, con ricordiamo grande- che hai fatto recentemente, la hai morsa, presentato La Morsa sì, di con- Pirandello, di grande un personaggio forza emotiva, drammatico. infatti, e con una forte carica emotiva drammatica. E mi piace molto interpretare il teatro in lingua innanzitutto, è quello che Mentre preferisco. la lingua Sicuramente popolare? la lingua popolare, il linguaggio popolare è sicuramente qualcosa di importante, così a livello di conoscenza, di cultura generale,
vale per tutti sicuramente da un punto di vista formativo in genere. Ora poi approfondiamo, Sì. così facciamo la presentazione. Accanto a Maria Grazia c'è un altro grande personaggio storico agrigentino. Io sottolineo sempre grande, maestri, perché è gente che lavora da 40 anni, 50 anni con la passione, diciamo, più radicata. Pippo Capanzano è stato uno dei grandi protagonisti degli anni 70 e in parte 80. Poi anche lui un po' si era ritirato, ora è ritornato a fare tale. E rappresenta, niente meno, rappresenta la compagnia Quelli di Pipino il Breve, perché ha scelto di ripigliare Pipino il Breve del grande Toni Cucciari, al quale abbiamo collaborato tutti. In prima istanza io, perché Toni mi chiamò, e lo salutiamo lì dov'è, per avere dei libri di tradizione che io ho portato nella sua villa a Cannatello. Quando poi gliel'ho richiesti, disse no, i libri non si restituiscono. Però Toni mi aveva dato un incarico, siccome io conoscevo tutti di Toni, fin quando faceva teatro, quando poi è entrato in televisione non l'ho seguito più, mi disse tu devi fare cortesia, devi scrivere la mia biografia artistica, perché di me sai tutto. Perché ritorno al teatro con Pipino il Breve? A parte voglio ricordare che tu hai fatto presenze cinematografiche importanti, l'ultima la scomparsa di Patò, di Mortelliti, in cui tu avevi un ruolo fondamentale, c'era anche Franco, c'era Alfonso, avevi un ruolo importante, particolarmente importante. Allora come mai sei tornato al teatro con Pipino il Breve? Come si suol dire, è stato un puro caso. Cioè? Sono stato violentato, mi si sono presentati due miei carissimi amici il giorno in cui sono stato operato, avevo subito un'operazione. E questo in che periodo? 5 anni fa. 5 anni fa ero in ospedale e vedo arrivare questi due amici che mi buttano sul letto il copione del Pipino il Breve. E chi erano questi amici? Questi amici erano Lillo Giordano. Lillo? Lillo Giordano. E poi? E Pippo Calandrino. Pippo Calandrino, grandissimo amico nostro, uno tra i primi dei Dioscuri, è stato tra quelli che hanno fatto il Pipino. Tra i primi no. Tra i primi, almeno così. Calandrino Questo no, è quello che mi ricordo io. No. Questo, vabbè, esatto, i miei ricordi di uomo ormai. Nell'arco 50 anni certo, Sì, però signore, sì. prima la storia oggettiana, E Edoardo e Giovanni, poi si inserì Enzo Gambino Sì, e Franco Enzo Sodano, Gambino. poi Gugliò, Giovanni Gallo, è stato- Gugliotta, e lo stesso. Ma i Dioscuri hanno Calandrino, fatto, no? fin dagli inizi degli anni 70, hanno avuto diverse evoluzioni, ma sempre in meglio. Quindi si sono... Importanza. E mi hanno detto, tu... Devi dire una cosa, come mai hanno pensato tu? Era da un po' che non faceva attività. Sì, avevo già quasi rinunziato a fare più teatro, perché ad Agrigento non trovavo più le condizioni per poter fare No, teatro. la verità è un'altra, che tu eri direttore di banca e non avevi il tempo di dedicarti al teatro. Prima non avevo il tempo, Perché effettivamente non avevo il tempo. Tante volte io ti ho chiesto di tornare a fare teatro. Sì. Però dico, trovavo difficoltà a creare una compagnia, a far parte di una compagnia. E certo, fare Pipino il Breve è una cosa complessa. In quel momento, sai, mi hanno preso proprio mentre lì non potevo nemmeno rispondere, perché forse ero appena uscito dall'anestesia, quindi penso un poco qual è stato il... Forse eri fuori di testa. Sì, ero fuori di te. Perché mai ricordare... avrei pensato io, che amavo i ruoli pesanti, diciamo teatralmente, tragici, duri, forti, fare un Pipino però nel quale mi diverto in maniera... Pippo, io ricordo un grandissimo personaggio che ricordo sempre con grande apprezzamento, il Laudisi del Così se vi pare, E di questo ti del devo ringraziare, 1975, Sì, era un personaggio di una forza ironica, di un'intelligenza sottile, che commentava, che era l'alter ego di Pirandello. Sì. Quello è un personaggio che tu dovessi rifare, secondo me. Ma sono a disposizione io, trovando i termini e i colleghi per poterlo fare, sarei molto, ma molto felice di ritornarci. Il maestro Marchica, che è sempre qui con noi, ormai opinionista. Sono un abitué. Buonasera a tutti. È il Il decano, presidente dell'associazione culturale Domus 73, qua tutti rappresentano Latina Cipollari, diciamo, della trasmissione. Cipollare della trasmissione. E qua non bisticcia nessuno, quindi. E qui che tu sei invece nel ruolo
e anche importante nella Giara dell'avvocato. Ma tu hai fatto anche moltissime esperienze. Recentemente abbiamo presentato a Malta un estratto dall'onorevole di Malta, partendo o concludendo con un proverbio famoso. Lo ricordiamo a ciascuno il suo. E il proverbio è: Piro, che una vita mai tu facisti pira. Pira non facisti e miracoli vuoi fare? Ti fermo un attimo, che vuol dire che l'albero che aveva aperto frutti viene trasformato in statua. E diciamo, l'opinione generale popolare è quella di dire: ma come, appena non ho fatto mai bene, può fare miracoli. A me l'hanno insegnato quando ero ragazzino, quindi nella prima metà del secolo scorso, ed era Piro nascisti da norto eccellenti, e malumunno Pira vi sta a fare. Ora che di Piro cruci ti facisti, Piro non facisti e miracoli vuoi fare. Questa era l'originale, diciamo. Naturalmente noi ripigliamo il passaggio che ce n'è nella certamente, ma io per ricordare dell'onorevole sì, lo dice. Poi Alfonso. Poi io sono stato un po' il catalizzatore con tutti gli ospiti di oggi. Con Franco abbiamo fatto con i Dioscuri, il Giufà, la Buffa Opera. Con Franco stesso abbiamo fatto Difetti Famiglia, con Pippo Alvaro abbiamo fatto il Vescovo di Costantinopoli e altri spettacoli anche di stampo religioso. Con Pippo Capanzano? Con Pippo Capanzano abbiamo fatto il film. Ah sì. Però volevo sottolineare, Franco con Franco, è uno specialista. Sciascia recupera sempre nelle sue opere delle tradizioni popolari, in particolare nell'onorevole questo del Pero, ma già a ciascuno il suo conclude con un cucco, cioè disse alle cucciotti, allo chiaro ne vedemmo tutti. Quindi viene un'attenzione grandissima da Sciascia verso le tradizioni popolari, tanto che pubblica sia Occhio di Capra, sia poi una raccolta più ampia in Ghermesse, dedicata a tutte le tradizioni e i modi di dire, ai personaggi della Calmutese, con un commento sempre di grande arguzio. Quindi è anche un'attenzione da parte degli intellettuali. La verità è che una persona che scrive di certi argomenti perché li ama, perché li vive, perché li ha vissuti, non può fare a meno di rapportarsi poi con gli usi, le tradizioni, i costumi, i modi di dire, i modi di pensare. È chiaro che tutta la società che riguarda gli argomenti trattati deve far parte di quegli argomenti per diventare interessante, per diventare anche un momento di riflessione, di coinvolgimento. È chiaro. Grazie Franco. Allora vi chiedo, Alfonso, si vuole continuare nel tuo... Allora, io poi con la signora Pistone abbiamo fatto lo spettacolo su Brecht, se ricordi. Sì. Brecht, sì. L'anno scorso, come no? E io quest'anno presento invece uno spettacolo un poco particolare, diviso in due sezioni. La prima sezione è uno spettacolo dove partecipano due bravissime attrici, di cui una di Roma. E dove lo farai, Alfonso? Dove è previsto? Sempre al Palacongressi. Ancora in questo circolo? Sì, esattamente, con due ballerini pure molto bravi, Filippo Randisi e Laura Solano. Poi e c'è la figlia di Franco. La figlia di Franco, che opera e lavora e insegna a Roma. Poi abbiamo la seconda parte, invece, la Compagnia Città di Aragona, che presenta uno spettacolo dal titolo Le miniere, i Carusi e la luna di Ciaula. Ah, ho capito, lo spettacolo a composizione. A composizione. Bene, ora parleremo anche di questo. Intanto vi chiedo un applauso per la nostra Caterina Pistone, la nostra grandissima, grandissimo soprano, che è ospite nostra, credo pochissime volte è stato con noi, però che si è affermata e che ha anche lei un ciclo interessantissimo di concerti e manifestazioni. Ce li vuoi ricordare intanto, Caterina? Allora, intanto il 20 di dicembre, giovedì, ho organizzato un concerto che è già giunto alla terza edizione di Natale Don. Natale Don mi è venuta così dalla parola Teleton. Scolastico? No, è un'iniziativa che è partita da me, diciamo, perché mi ha colpito qualche anno fa
e andando in chiesa così con il nostro diacono di Porto Empedocle, quindi si diceva che centinaia di famiglie chiedono la spesa in chiesa, cioè, quindi da questa cosa dico cosa si può fare. E poi andando nella chiesa San Giuseppe Lavoratore, parlando con Don Gino, dico possiamo anche organizzare un concerto di beneficenza, e devo dire che ho avuto, diciamo, risposte da parte di tanti colleghi affermati nel campo della musica che mi hanno Agrigentini o anche Agrigentini e non. Agrigentini. Sì, vai avanti allora gli altri appuntamenti, che tu ne hai molti, mi pare. Sì, poi vabbè, domani abbiamo un appuntamento, però questo è una cosa scolastica, e porteremo lo stesso spettacolo che abbiamo preparato con l'orchestra scolastica dove io insegno pianoforte, e il giorno dopo faremo la replica sempre durante... con Isabella Di Salvo al piano? Sì, Isabella ci sarà, Isabella insegna in un'altra scuola, Isabella sarà con noi il 20, perché non già mai... Cioè, è stata sempre presente in questa iniziativa, e in questo concerto, che io penso che sia più una festa della solidarietà, in cui anche gli stessi artisti porteranno appunto gli alimenti, perché si raccolgono più alimenti e dei buoni di spesa, non soldi. Il 21? E il 21 abbiamo poi, grazie a te, diciamo, l'organizzazione al Circolo Empedocleo. Cosa proponete tu e Isabella, e poi il 21, per il 21 di Domenico Mannella? Sì, il 21 faremo dei brani natalizi. Uno di Piazzolla, mi pare? Sì, proporrò un'Ave Maria di Piazzolla un po' particolare, proprio una versione personalizzata, con Isabella al pianoforte, appunto. Poi un Alleluia pure con un finale un pochino particolare, l'Alleluia di Cohen. Alleluia di Leonardo Cohen, sì, ricordiamo gli autori. Che, infatti. Poi Feliz Navidad, tutto assieme alla faremo fine. il finale con il coro del maestro Mannello. Però. Wet Christmas. Sì, sì, sì. Quindi uno in me. E poi faremo il Holy Night, in versione comunque tipicamente proprio ora facciamo in lingua francese. Cantique de Noël. Facciamo un esperimento bellissimo. Intanto interrompiamo un attimo, così avviso la regia. Comunque, se mi permetti, volevo invitare infatti le persone a casa a venirci a trovare per giorno 20 alle 15, 17. Abbiamo tempo, va bene. Okay. Volevo interrompere un momento per pigliare un po' dopo questo primo contatto così, diciamo, direi quasi vorticoso. Allora chiederei alla regia di mandare in onda il bel video, sempre sul tema religioso, Un Signore della nave di Giovanni Moscato, che abbiamo utilizzato tante volte nella saga Signore della Nave, a cui avete partecipato forse tutti, almeno Giovanna, che è la più giovane, e Pippo che è già un po' allontanato. Allora sentiamo Giovanni Moscato in Un Signore della Nave, poi riprendiamo con un esperimento. L'esperimento consiste in questo: chiederò a ciascuno di voi di esibirsi in qualche cosa, il cantante a cappella, gli attori con una breve battuta, un mezzo monologo, così per dimostrare la nostra disponibilità all'attività teatrale. Dunque Giovanni Moscato, il bravo Giovanni Moscato con Signoruzzo di La Navi. Prego, dalla regia. Ogni anno Caggiurgenti, attraverso una trazzera, tutti quanti li personi si niscinnino alla fera, vanno verso San Nicola, con la valli tutta in sciuri, granni vecchi e piccilidri, a pregare lo Signore. La campana batti forti e richiama tanta gente, li vuccera e tavernara sono pronti per la festa. Oggi è giorno di lascanna e si mangia carne buona, lo parrino dice a missa, c'è cu canta e c'è cu suona. Signoruzzo di La Navi, signoruzzo di La Navi, oggi siamo tutti qua, di la festa che m'affari. Signoruzzo insangugliato, signoruzzo miso in croce, forti suona la campana mentre porco ietta voci. E 2 anni che lo porco mangia e pisa un quintale, un sapenno povereggio di la finica va a fare. Dopo che si lo mangiavo, lo padrone si innipente, piange e pensa lo suo porco che era troppo intelligente.
Signiruzzu di la navi, signiruzzu di la navi, oggi siamo tutti qua, in la festa che m'affari. Signiruzzu insanguliato, signiruzzu mi son croci, suona forti la campana mentre porco ietta voci. E 2 anni che lo porco mancia e pisa un quintali, un sapenno poveretto di la fine che va a fare. Dopo che si lo mangiavo, lo pacione si innipente, piange e pensa lo so porco che era troppo intelligente, piange e pensa lo so porco che era troppo intelligente. Siccome Franco Sodano è uno che ha un'esperienza vastissima, se mi è passato il microfono per favore, ha un'esperienza vastissima, vorrei chiedere a Franco intanto di iniziare con un momento di canto a cappella, e se possibile natalizio, se no come preferisci tu. Ricordo che Franco è una delle più belle voci dei canti, diciamo, popolari nostrani. No, è vero, la verità. Prego. Vabbè, non lo so, natalizio potrei fare... Vediamo un po', sì. Ti vuoi alzare? Su tompedi di nucidra, cenana capiccili già, si ci curca lo bambino, San Giuseppe e San Iachino, e su si pastori, non dormi più, lo vedi che è nato bambino Gesù. Bravo Franco, bravo, va bene così, grazie Franco. Può darsi che torneremo al canto. Giovanna Messina, poi sentiamo un po' a saltare però. Non mi vuoi sentire cantare? No. Non è il cioè, caso. voglio dire, ti volevo chiedere se tu mai hai affrontato spettacoli di carattere natalizio. Allora, io ti posso recitare una poesiola che mi cantava sempre, la mia, non cantata però recitata, sì. La mia nonnina. Bene, in che è proprio tradizionale. E la poesia di chi? Tua o? No, è la mia nonna che mi diceva questa poesia e quindi di tradizione. Di tradizione proprio allora, per Giovanna popolare. Un applauso, così lo incoraggiamo la prima volta in piedi. Bambineggio picciliggio, lume cori luvoli iggio, iggio chiancica luvoli, bambineggio a roba cori, bambineggio di carta giruni siti impastato di zucchero e meli, di lavuccuzza vinesci luvento, pampini d'oro e nucigi d'argento. Bene, bravissima. Diamo il microfono a Caterina, facciamo così a saltare. Caterina ci propone un momento lirico. In piedi, Caterina. Il ritornello dell'Alleluia di... Sì, come no? Però in piedi Caterina, così evidenziamo. Dai. In piedi. Alleluia, 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 alleluia. Bravissima, brava. Ah no, tieni il microfono, perché ora faremo un esperimento particolare. Dai il microfono a Caterina. Allora Caterina, Alfonso, Pippo Capanzano, Alfio e Franco faranno assieme Alleluia, assieme a Caterina. Prego, in piedi. Solo il microfono. Vabbè, mettetevi tutto al centro. Così utilizziamo pure il microfono di Pippo Capanzano. Aspetta. Dai, mettiti qua. Pippo, a meno che non tu il mio microfono. E quale sei lui? Allora, Alleluia dal gruppo di Teleagres, via. Alleluia, 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 alleluia. Bellissimo.
Caterina, tutti scritturati, Bellissima questa. Sembravamo dei tavernari. Che c'è il microfono, Alfonso? Sì. Siccome quello è Russo non te lo ricordo a memoria, fammi Natale di Ignazio Russo, di un altro grande poeta che avremo presente come poeta, naturalmente come poesia, perché Ignazio ci ha lasciato tanti anni fa, la poesia Natale di Ignazio Russo. Auguri. Scusa, ma tu c'è qui Alfonso, più che Natale gli deve fare il ragù di polipo, che c'è una bella spaghettata. Che Alfonso lo fa benissimo. Vabbè, una promessa che può prendere, un impegno che Alfonso prende senz'altro, dai. Auguri. Buon Natale. È Natale. Usaggio. Ma che mi interessa? Per me la giornata è la stessa. Conosci? Comori, è una fiera. O nasciamo tutti nella stessa maniera. Io per esempio nascevo in già una grutta e non sono mio Dio. Allora, a che vale nascere in questa terra dove vi regna l'odio e la guerra? Ma non ne sono tutti questi bambini che nascono nel mondo, nei chiese, nei presepi ogni anno. Tutti questi bambini non è che sono, se si perpetua sempre questo inganno. Si nasce per soffrire, se la casa è povera, se la terra è arsa, se ti arrosti lo sole e ti acchiappa in testa. Qua ridi, cu chianci. Ma chi mi interessa, per me la giornata è la stessa. C'è terremoto, trema la terra, lo cielo scura, sì, mi dole lo cuore, ma è la natura. Ma la guerra no, le bombe no, le stragi no, e fin quando questo c'è, allora che mi interessa? Per me la giornata è la stessa. Quando ci sarà pace nel mondo, sarà Natale, Pasqua e festa ogni anno. E quando un ivoro si abbraccerà lo bionno, quando più frontiere non ci saranno, e allora chiamami. Chiamami, perché anche da morto io ti rispondo. Bravo Alfonso, bellissima poesia del grande Ignazio Russo. Allora, Maria, tu hai qualcosa di Natale? Ce l'hai senz'altro, no? Abbiamo fatto tante piccole cose, una brevissima, o la poesiola, quella della pastorella, o qualcosa che scegli tu, dai. No, preferisco a questo punto semplicemente così raccontarvi gli ultimi due versi proprio il verso finale delle parole di Maria in attesa di Gesù, che è un personaggio, tra l'altro è l'ultimo verso di questo monologo da lei scritto, è ripreso da Jacopo Nedatodi, come lei mi ha sempre. Citazione. È una citazione, infatti. Allora, sentiamo Maria. Figlio, amoroso Giglio, figlio, occhi iocundi, figlio mio, delicato. Questo è un verso molto breve, però molto intenso, che naturalmente conclude un intero monologo molto lungo che racconta appunto la storia di Maria in attesa di Gesù e che già prevede i grandi dolori. Pippo Camanzano, dunque, interprete principale, regista, credo, di Pipino il Breve. Ti puoi alzare perché anche in Pipino il Breve, che io conosco benissimo, vi sono dei passaggi di carattere religioso, a volte un po' contestati, però sono diversi, sia dalla natività, sia dalla passione. Qualcosa di Pipino il Breve, se ce l'hai cantato, se l'ho recitato, Pippo. Cantato io in Pipino non canto. Allora, vediamo un momento che ti sembra... Ma no, lui è microfonato. Sono già microfonato. Allora, la Pipino il Breve del grande Toni Cucciara, che ricordiamo sempre. Praticamente vi dirò il momento della scena finale del Pipino.
come un nifuttero, li magazzesi tu, come un nifuttero. Un cornuto alla corte di Francia e un figlio bastardo per demerito. Povera Francia, povero Pipino, povero me, e qui mi appoggio al seno della mia compagna. Sì, e dire che hanno munno ci sono cornuti e cornuti. Un contadino fa cornuto o padrone, un padrone fa cornuto o conte, un conte fa cornuto o duca fa cornuto o principe no, non re avesse a fare cornuto a tutti, no, cavino reversa, cao cornuto, è un re. Povera Francia, povero Pipino, povero me. Bene, bravo. Grazie. Benissimo. Alfio ha tantissime cose sul Natale, pastorale. Invece Alfio, cosa ci propone allora, brevemente? Sì, un pezzo della pastorale che è ambientato la notte in cui nasce Gesù bambino. Privilegiamo anche la telecamera, Alfio. Questo, la parte di un pastore che scopre che nella sua grotta, dove teneva il bue e l'asinello, si trovavano delle persone. Mentre iva a ricercare a chi stupistivavo se sti chiacchiare, guardo a checco, a c'è spio e domanno, un lasso porta aperti e porti chiusi, un lasso vi torti e disastrosi. A così, come mi detti alla sderrutta, per rise congognavo un neggia crutta, un sua giocati l'armale dello nostro caviale. E trovo già, appoggiato a cantonera, giusto all'ammoccatura, un uomo di un tantavo tastatura. Ma chi che non produsse nel vaute di domolo parlare, l'ha prodotto già nell'arma mia. E allora un saccio che mi parse, lo piglio per statizzo e mi ci accosto, timoroso e scantatizzo. Ma come il giù di mia si innaduna e già mi saluta, rispondo allo saluto e mi ci accosto. E mi domanda lo nome, la capanna, lo seminate, lo gregge, l'arbole. E mi dice se la burrasca male e bene o fece. Caccia esclamavo, benedetto Dio, che pensa per Israele ancora che Rio. Bravo Alfio, bene. Tu hai fatto tantissime pastorali, no? Recitazioni proprio sul carattere popolare di grande importanza. Pippo Alvaro, naturalmente ci proporrà qualcosa, non so sul Natale o su che cosa. Un brano nel tuo repertorio. Sicuramente non sul Natale. Questa si preferisce seduto? Sì. Beh, sì, perché questo è la parte iniziale dell'ultima cosa che stiamo preparando su Pirandello, non di, ma su Pirandello. In cui tu fai il ruolo di Pirandello, per me, no? Sì, non posso una fare... cosa leggera, non così, riesco alla a fare... buona. Ho provato a fare la cameriera, ma mi riesce male, onestamente. Allora, sentiamo, però di tenere il microfono, Pippo, se no non si sente. Non riesco, si sente, si sente. Nina, Nina. Sì, ho chiamato. Ma vedi, non riesco a liberarmi da questa emicrania che mi logora e consuma il cervello. Non mi dà tregua, mi snerva. No, proprio oggi non riesco a far nulla. Vedi queste fitte martellanti che si tramutano in uno strano fremito, un tremore alle mani. E poi continua, ma mi devo fermare qua. Grazie, Pippo. Allora, passiamo il microfono, torniamo su Caterina e poi ritorniamo su tutti. Chiederei a Caterina un altro canto, proprio perché arricchire la qualità di questa trasmissione. Hai qualcosa da proporci ancora, Caterina?
Ce ne sono tanti, non lo so, in questo momento non... Ave Maria, per esempio. Ave Maria... I gaggini. Preferisco quella più comune, magari quella di Schubert, oppure... Prego, sì, prego. In piedi, vedete. Grazie Caterina. Vorrei ricordare anche due importanti appuntamenti particolari di questo periodo natalizio. Intanto il 22 alle 10:30 presso l'associazione Arcobaleno, associazione degli anziani, bellissima organizzazione di cui è presidente Nello Amel, presenteremo Motivi del Natale con gli attori proprio del Pirandello Festival. Ricordo quelli che non sono qui: Lido D'Aleo, Maria Fantauso, Rosa Lafranca, Riccardo Terrazzino e altri. Mentre il 29 il bravissimo Gino Scordino, che è un appassionato di musica degli anni 60-70, musica soul e blues, presenterà il concerto che fa ogni anno. Avevo qui a San Leone, credo, un concerto sui canti natalizi di Elvis Presley, perché Gino Scordino è un grande, che avremo ospite giorno 21 con il Blue Christmas, un momento particolarissimo. Saranno anche presenti il 21 e il 22 i bravissimi e bellissimi Caterina e Nicola Barberi, e faranno dei movimenti coreografici sempre su canti internazionali e di carattere natalizio. Poi ci sarà presente, voglio ricordare, il coro Terzo Millennio, una eccellenza del canto polifonico del maestro Domenico Mannella, che abbiamo già avuto ospite e che accetta di buon grado di essere presente tutto sul piano del volontariato assoluto. E ancora devo ricordare il maestro Marchica e Lillo D'Aleo, che propone un bellissimo brano, il Buon Fratello, che racconta la storia di un pastorello che nasce la stessa notte in cui nasce Gesù bambino e se ne lamenta perché Gesù ha tutti i vantaggi, un riscaldamento, buio e asinello, e nate morevano freddo nella tinta di tutta popolare. Una cosa, e poi Lillo D'Aleo è caro Pippo, una scoperta degli ultimi anni del teatro agrigentino, una vera forza della recitazione da caratterista. Bene, allora vediamo invece in cosa consiste lo spettacolo che presenterà Franco Sodano a Palacongressi, il microfono, che presenterà al Palacongressi giorno, mi pare, 26, no, 26 c'è Peppino il Breve. Sì. Volevo anche ricordare che il 27 alle ore 18 saremo presenti con i Dioscuri in via San Girolamo al Presepe per alcuni canti natalizi, che poi sono i canti che insomma presentano un po' tutti, nel senso che tradizione. Per quanto riguarda invece il giorno 30, bello, presenteremo uno straccio di uno spettacolo nuovo. E in cosa consiste? Spiegami questo spettacolo. Sono dei quadri tratti dai principali autori, umoristi, insomma, del nostro secolo. Ecco, una cosa che volevo sottolineare poi la presenza degli autori: Pirandello con la Giara, Toni Cucciara con Peppino il Breve.
Il tuo spettacolo su quale autore si basa? Ma ci sono cose che Autori, ho scritto io, e poi Dino Verde, Amurri, e poi Campanile, Edoardo De Filippo. Sicuramente De Filippo. Naturalmente tutti autori minori rispetto a te, no? Rispetto a me, certo. Su questo riflettevo. Agrigento in fondo è una terra importante, Pirandello, Sciascia, io, Camilleri, insomma siamo... Tommaso di Lampedusa. Sì. È in bello. Tommaso Sinatra pure. Tommy Sinatra, sì, grande musicista. Sì, con Tommaso di Lampedusa, insomma. Lo spettacolo poi continuerà nella seconda parte con... Quindi sono dei piccoli quadri di vari autori. Presenteremo due interessante questo brani, recupero, ti voglio dire, degli umoristi da Mura e Verde, e Jürgens forse, sì, anche Jürgens, perché nella stagione teatrale, la terza stagione teatrale del Teatro da Camera, è previsto uno spettacolo dal titolo Naturale o Minerale, che è una delle scene famosissime abbiamo inserito anche di Achille Campanile, no? Anche questo, Naturale o Minerale è una cosa spettacolare che realizzeranno Antonio Garuffi e Rosa Valeto, pilastri delle letture agrigentine, con la partecipazione, lo anticipo nella speranza che possa riuscire, dei Patti Singer nelle canzoni degli anni 50 e 60. Sentiamo invece Giovanna sui contenuti dello spettacolo che voglio fare vedere in locandina proprio così un po' computerizzata, però abbastanza efficace, perché dà anche la dimensione della, diciamo, corposità del gruppo. Tra l'altro ho visto che ci sono molti musicisti fondamentali nella storia della musica argentina. Gigi Finistrella è stato presente, e poi ancora Davide Licausi, Gianni Braccieri, Peppe Ciotta, Lillo Russo, alcuni Peppe Ciotta ancora forse da giovane perché non lo conosco, però voglio dire è uno spettacolo molto composito. Sì. Se lo racconti in due parole, se io fossi il re per commedia ridenze. Allora, Si fossi il re è una commedia di Pino Giambrone intanto. Giambrone mi pare San Biagio. No, di Casteltermini. Ah, di Casteltermini, sì. Pino Giambrone ha scritto questa commedia divertente, devo dire io l'ho un po' rivisitata, diciamo, aggiungendo, rivisitata nel senso che aggiungendo dei personaggi nuovi, eccetera. Di cosa si tratta? Si tratta praticamente delle vecchie Sinsalie, cioè questa è ambientata nel Sinsalie. La Sinsalia, i Sinsali, praticamente nel 1820 c'era questo paraninfo, diciamo, il Sinsale, che si dedicava, oltre a tante altre situazioni, anche a gestire i matrimoni. Quindi lui diciamo che coinvolge moltissimo determinate situazioni, dove le aggiusta e dove diciamo, le rovina un po'. Quindi la commedia è divertentissima, tra l'altro i ragazzi sono, devo dire, bravissimi, sono 2 anni che portiamo questa... Chi sono i protagonisti di questo spettacolo? I protagonisti sono Gero Ferlisi, che in veste di Don Carmelo, questo paraninfo, poi abbiamo Mara, che sarebbe la moglie, Giusy Alaimo, poi abbiamo... qui presente Massimo Agozzino, che nelle qualità del professore, un po' con delle problematiche sue che lui interpreta benissimo, devo dire. Si conclude sul matrimonio o no? Allora, ci sono parecchi matrimoni, ma io non voglio raccontare perché il 28 così la gente verrà a vedere. Sentiamo la Giara che ha una nuova versione particolare, perché vi sono inseriti il momento di Liolà, il momento di Francesco Lanza del Cappuccio. Insomma, è abbastanza rimaneggiato, non abbastanza, voglio dire, con piccoli inserimenti che arricchiscono lo spettacolo. Sì, non Pirandello, perché Pirandello non ha bisogno di essere arricchito. La quarta lettura della Giara che io interpreto e che porto a teatro. Ed è un po' particolare rispetto alle altre, perché vengono inseriti dei momenti particolari come la festa di San Calogero, il Liolà, la lite fra 2 comari, per descrivere il Liolà, ed qualche altro canto abbastanza bello, nonché il gruppo folcloristico pure, che arricchisce certi momenti. Ballerà, canterà.
Bene, tu hai fatto moltissime edizioni della Giara. La prima, ti ricordi quando l'hai realizzata? La prima l'ho fatta con ormai defunto Giovanni Russo, Il grande Giovanni Archeoli, Russo. e con la regia di Lino Cordaro, negli anni 70. Poi l'ho fatta con il gruppo che avevo io dei Vigili Urbani, e l'ho rappresentata al Palacongressi. Poi ne ho fatta una col piccolo teatro pirandelliano, dove facevo la parte di Tararà. Ogni volta ho fatto un personaggio diverso. Quindi conosci a memoria tutte le parti? Sì, poco a poco. In questa faccio Ziddima. Tutte hanno avuto un gran successo e sono state gradite dal pubblico. Bene, Maria Grazia, invece i tuoi prossimi impegni, se ci sono, quali sono, Maria? I prossimi impegni a teatro, adesso nel contesto della stagione da Camera sarò presente con Sciascia, adesso non ricordo la data. Sì, il titolo è proprio così estrapolato, Laurana, un cretino, che è la battuta che dice il capomafia, l'avvocato no, che è il capomafia, perché uccidono il povero Laurana che ha capito tutto, tutti gli intrecci tra la mafia e la politica, e venne sepolto da un'enorme cascata di massi, di rupi, e proprio la battuta finale, Laurana un cretino, perché aveva capito tutti gli intrecci e stava esplorando. Mentre il giorno della civetta, questo a ciascuno il suo, il giorno della civetta si conclude una battuta di Mariana Arena, il Bossi, che dice del capitano Bellodi: quello era un uomo. Capisci? I due modi di vedere la legalità da due mafiosi, il mafioso politico e il mafioso di grande tradizione. E tu interpreti che cosa? Sì, in questa occasione interpreterò un personaggio tra l'altro a me molto caro, che ho rappresentato tante volte, e che è il personaggio di Pellegrina Vitello, da Morte dell'Inquisitore di Sciascia. Che storia ha questa Pellegrina Vitello? È un personaggio intanto diciamo così storico, in qualche modo, perché viene ripreso poi dal verbale di Sciascia. È un personaggio fortemente drammatico, che viene condannata a rogo, che poi muore. Finisce al rogo. Infatti, perché è condannata. Bisogna ricordare una cosa importante, scusa ti interrompo, che il dialogo tra l'inquisitore e Pellegrina Vitello è recuperato da Sciascia da un verbale del processo dell'Inquisizione del 1600 e qualche cosa, quindi un dialogo reale verbalizzato. Esattamente, che poi si conclude con il monologo finale sul rogo, appunto, di questa donna, di questa Pellegrina Vitello. Non ricordi questo monologhetto finale, solo il monologhetto? Sì che lo ricordo. Sentiamolo, dai. Dicino che parlo con lo diavolo, è un nebbero. Voglio dire che Pellegrina Vitello è stata, come dire, imbuttata di stregoneria. Infatti, lo stavo aggiungendo, lei mi ha interrotto. Vabbè, sì, così si capisce il senso. Infatti, stavo raccontando. Allora, sentiamo il monologo, dai, Maria, sentiamo il monologo. No, allora facciamo una cosa, invece del monologo, mi faccia concludere magari un pensiero di 5 secondi, contando fino a 5. Se preferisci. Volevo semplicemente raccontare, appunto, il personaggio di Pellegrina Vitello, che ho interpretato tante volte, tra l'altro, e a cui sono molto legata, perché dicevo un personaggio fortemente drammatico, perché appunto racconta la storia di una donna che viene condannata all'arrogo, quindi muore bruciata, perché condannata ingiustamente, poi alla fine fondamentalmente di stregoneria. Quindi le vengono addossate delle colpe che fondamentalmente lei non aveva commesso, e per questo viene bruciata al rogo. Viene dal verbale, come dice lei chiaramente, però questo è un personaggio molto forte a cui io sono legata artisticamente, anche perché
iniziai proprio con questo personaggio di Sciascia, salì, fu proprio una delle prime volte che salì sul palcoscenico con questo personaggio, e che recentemente abbiamo portato a Malta, all'Istituto Italiano di Cultura di Malta, proprio per celebrare Sciascia. Con tanto successo, diciamo, con grande successo e grande consenso di pubblico internazionale. Ecco, questa era la cosa che più mi premeva sottolineare. Non Grazie. chiedo a Pippo Capanzano, naturalmente, al contenuto di Pipino del Beppe, perché lo conosciamo benissimo, sì. Invece ti chiedo la tua esperienza cinematografica. Tu hai realizzato sia la scomparsa di Patò, poi sei stato chiamato per altre... Sì, per altri lavori. Io ho cominciato nel lontano 74 interpretando un film di fumo di Andrea Camilleri che è andato in Rai. Poi ho fatto il microfono, Pippo. Western di Cose Nostre, che è stato girato dalle nostre parti a Comitini. E lì da Passalacqua, mi pare. E lì era per la regia di Passalacqua. E c'era, mi pare, la colonna sonora di Modugno. Sì, c'era Modugno che era il personaggio principale, e poi c'eravamo quasi tutti gli attori del piccolo teatro pirandelliano, perché in quel tempo andavamo per la maggiore, diciamo così. Poi tante altre, poi ho fatto il giudice ragazzino, un cameo, ora si dice cameo. Ah sì, del giudice ragazzino. Giudice ragazzino, interpretavo un personaggio che è rimasto nella memoria di tutti per la battuta finale. A Bucale aveva a parlare solo quando piscia la gallina. Cioè, la gente ricorda tutto questo lavoro solo su questa battuta. E poi un siciliano in Sicilia, una mia partecipazione. Una lunghissima carriera, i ruoli sempre di un certo livello. Sì, qualche cosina nel cinema l'ho fatto. Ma ti è venuto mai l'idea di poter passare al professionismo o no? No, mai. Mi è stata fatta una proposta ai tempi, ma dovevo prendere una decisione, o la famiglia o il cinema. Ho preferito la famiglia. Oggi invece sto cercando di riportare al teatro un'attrice che io stimo molto, anche perché è mia moglie. Sì, conosco bene, ha recitato con noi. Vorrei che grazie a Cani... La verità è che ha capito che avrebbe voluto scegliere il cinema. Questo forse... E mandare la moglie al teatro. Esatto. La moglie al teatro. Sì, ma vorremmo Alfonso ci racconta invece la struttura del suo spettacolo e cosa ha rappresentato. Sono testi tuoi, mi pare, no, Alfo? Sì. Cioè, hai il coraggio di rappresentare i tuoi testi tu, Alfonso? Ma ci tendo, sai come sono un ingoscente, sono sempre stato un ingoscente, temerario, brava. E il mio spettacolo che sto preparando è Nostalgie da Tabaren, che sta avendo una lunga gestazione per vari motivi logistici, perché non riesco ancora... Ci racconti una breve scena del tuo spettacolo, questa sezione, se c'è una scena particolare a cui tu hai affidato molte delle tue aspettative, o no, o in generale così? Ma no, io preferisco in generale, anche perché questo spettacolo racconta proprio la storia del Tabaren dal 1900 ai giorni d'oggi, con la trasformazione che ha avuto il Tabaren al musical, quindi diventa un poco problematico soffermarsi. Grazie Alfonso, ha chiesto la parola un po' il microfono, Pippo Alvaro voleva dire qualcosa. Poi andiamo a Catania e poi andiamo a una conclusione speciale che abbiamo ideato con Franco Solano. Prego. Io, visto che è un giro di cosa state facendo, quella breve... tornare a Pirandello? Quella breve... Il breve brano recitato. Esercitazione. Nasce da un testo scritto dalla mia amica Giovanna, e parla della solitudine di Pirandello. Quello senz'altro. Con altri due personaggi che sono Marta e Antonia. Lettere di Marta Abba, ovviamente, e la presenza della moglie, ma sono solo presenze finte, perché sono solamente i pensieri di Pirandello
che sta seduto nella sua poltrona. È molto impegnativo questo, eh? Sì, ci A stiamo, parte che ci stiamo sulla cimentando. Pirandello molti si sono misurati. E poi c'è un bellissimo spettacolo di Filippo Arriva, presentato al Teatro Pirandello qualche anno fa, sulle lettere di Pirandello a Marta Abba. Centinaia e centinaia di lettere. Talché Marta Abba rispose a Pirandello: maestro, mi faccia la cortesia, non mi scriva tutte queste lettere, non faccio in tempo a leggere, perché Pirandello aveva proprio una devozione assoluta, un amore naturalmente infelice per la giovanissima Marta Abba, non corrisposto assolutamente, tant'è che quando prese il premio Nobel a Stoccolma, dove abbiamo visto il teatro dove consegnano il Nobel, Pirandello, a cui non fu concesso di fare il discorso perché era legato a Mussolini, al fascismo, però ha ringraziato eccetera. Poi c'era la festa di tutti i premi Nobel. Pirandello invece di andare alla festa va in albergo e comincia a scrivere a Marta Abba: io sto piangendo come piange il cielo in questo momento, pensando che tu non sei con me. Dico una cosa. Prego. Pirandello aveva realizzato la coppia perfetta, che per definizione è quella cosa formata da 3 persone, nella quale una momentaneamente è assente. Ma lì c'è la Marta Abba che era assente e lui con la moglie ma era la assente, coppia perfetta. ed era assente pure la moglie. Coppia perfetta, anche la moglie era assente pure la moglie. Ancora più perfetta, dico, perché uno beh, voglio dire che faceva lo scrittore per non stare a casa. No, non riduciamolo così. Voglio dire però che Pirandello ebbe una vita di grandissima sofferenza, di grandissimo successo, di grandi debiti, perché chi fa teatro si mette nei debiti, noi ne sappiamo qualche cosa, ma di grande sofferenza, di grande dolore, di grande solitudine. È bene sottolineare questo aspetto. Proprio ieri abbiamo presentato, proprio a Teleagency, il volume recentissimo che ha pubblicato la signora Pirandello, moglie del nipote di Pirandello, figlio di Fausto, Pierluigi Pirandello, Pirandello dimenticato, che però non è riferito tanto a Luigi quanto a Fausto Pirandello, che è un pittore di livello internazionale. Vorrei sentire l'ultima battuta di Caterina. Una 4/4, Caterina. L'ultima battuta. Sì, facciamo vedere la locandina e poi concludiamo con una cosa particolare. No, aperto, non ti preoccupare. Qua io ho portato la locandina di Natale, donna. E lo tiene Alfonso, la locandina la tiene Alfonso, così. Quindi siete tutti invitati per giorno 20 alle 17:30 c'è la messa, a seguire, leggiamo chi a seguire il concerto. Che partecipano. Sì, avremo intanto l'orchestra della scuola media dove io insegno, Vivaldi, che fa parte dell'istituto comprensivo Rosario Livatino di Porto Empedocle, cui appunto il preside dottore Claudio Argento ci ha concesso di partecipare, insieme con una recita a Chris Marcherol con i ragazzi delle quinte elementari, sempre dello stesso plesso, Falcone e Livatino. E poi abbiamo la presenza dei maestri della stessa scuola, il maestro Luca Di Martino che insegna chitarra, il maestro Bongiovi, flautista, o Pasquale Agello, un percussionista, che sono dello stesso team della mia scuola. Poi abbiamo la mia carissima amica pianista, grande pianista Isabella Di Salvo, che salutiamo, che salutiamo. Doveva arrivare, non so se ce la fa, sì, ce la farà a tempo. La flautista cosentina Patrizia Ferruccio, poi abbiamo il tenore Antonio Provenzani, quindi agrigentino, e il maestro Carmelo Salemi. Antonio Provenzani è il mio ex alunno. Poi sì. abbiamo dei talenti della nostra scuola che insomma si stanno facendo strada, una ragazzina che verrà anche dal liceo musicale Majorana, poi il ritorno di Giulia Di Francesco e il ritorno di Pamela Salamone, che ci tengo, un bellissimo cast, che ha avuto un incidente, è uscita dal coma e adesso partecipa anche lei, canterà con noi. Allora, quindi un programma abbastanza nutrito e spero all'insegna appunto della solidarietà. In questa settimana ringrazio il parroco, se mi concedi, c'è il parroco Don Gino Brunetto per aver consentito anche tutto ciò, e
e anche il patrocinio gratuito del comune di Porto Empedocle bene, per questa grazie. manifestazione. Allora, concludiamo allora. Volevo dire l'ultima cosa, Sì, il microfono. sì, non rischiamo di dimenticare per chi ci segue da più lontano, che il giorno 29 i Dioscuri si esibiranno a Siculiana presso i locali del centro sociale, quindi chi non può venire ad Agrigento sappia che a Siculiana c'è questo appuntamento. Il microfono per favore a Giovanni, che voleva aggiungere una cosa in battuta finale perché il tempo è proprio scaduto. Ah, qui c'è Isabella. Allora facciamo accomodare Isabella per un saluto. Diamo il microfono a Isabella per un saluto, perché Isabella siamo proprio in gol di trasmissione. Grazie Isabella. Noi abbiamo già parlato alla telecamera, noi abbiamo parlato con Caterina dei vostri impegni molteplici e di grande importanza. Ricorda solamente l'impegno di Natale in Song del giorno 21. Sì. Tu sei la pianista, ma canterai pure alla fine. Alla fine sì, ci proviamo. Non è il mio mestiere, ci tengo a dirlo, però a Natale dai, sicuramente i nostri ascoltatori saranno così buoni. Si può dare di più e ogni piccolo contributo è sempre una grande gioia, specie se usiamo la musica, che è il nostro lavoro, la nostra passione è il motore che ci fa andare avanti. Grazie Isabella. Assolutamente. Grazie a per voi. essere arrivata proprio velocemente. Sì, no, ricordo sempre un altro impegno con Isabella, una nostra collega, la flautista Giulia Di Stefano, e il tenore Provenzani, anche il 4 gennaio, quindi dopo Natale avremo un concerto di Capodanno, sempre al Circolo Empedocleo, quindi vi invitiamo pure a questo gran concerto. Mi pare. E passiamo a Giovanna. Allora, io ringrazio Pippo perché ha parlato di questo progetto, però di progetti ne abbiamo tanti, però io volevo spendere una parola perché praticamente non ho ringraziato per quanto riguarda lo spettacolo che daremo il 28, Si fossi re, i musicisti che danno colore alla nostra commedia, noi portiamo tradizione, costumi e tutto, anche la musica. Abbiamo il maestro Davide Di Causi. Grazie, l'abbiamo già detto, Giovanna, l'abbiamo citato tutti. Allora, la conclusione, perché abbiamo proprio qualche secondo, la proposta è quella che Franco e io abbiamo concordato: faremo tutto assieme il canto popolare. Per chiudere, da Cugliamuro e Pampini, Antana Gruttiglia c'è nato Gesù. Allora, un momento che prima ringrazio tutti: Franco Sodano, Giovanna Messina, Pippo Alvaro, Fiorruzio, Maria Castellana, Peppe Cavanzano, Alfonso Marchica, Caterina Pistone e Isabella Di Salvo. Volevo approfittare anche dell'occasione per porgere gli auguri a tutto il nostro pubblico che ci segue da 22 anni, siamo al 22esimo anno, i tecnici che sono sempre con noi, la regia, il direttore Angelo Roppolo e la nostra editrice Enzo Pecorella. Un buon Natale e buone feste a tutti. Concludiamo dunque con la guida di Franco, tutti in piedi, tutto al centro. Mi metto pure io così utilizziamo. Vi do una nota. Da una gruttiglia c'è nato Gesù, cadelo chiando al cordare non si può. O Vergine brava, accordalo tu, bambino Gesù, non piangere più. Bambino Gesù, non piangere più. Dormi, dormi, bel sereno, amor mio, non piangere più. Dormi, dormi, bel sereno, amor mio, non piangere più. Buon Natale! Buon Natale! Da una Gruttiglia c'è nato Gesù, cadelo che anda a accordare non si può. O Vergine brava, accordalo tu, facci lana canelo corito, lana che è fatta per fare vovò. Bambino Gesù, non piangere più, bambino Gesù, non piangere più. Dormi, dormi ben sereno, amor mio, non piangere più.
complimenti. Buon Natale a tutti. Appuntamento dunque la prossima settimana con il Natale in Zonghi 2018. Grazie a tutti.